Alla fine, su tutto, resterà quest'immagine. Il presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor, mano nella mano di fronte alla foiba di Basovizza e pochi minuti dopo dinanzi al monumento che ricorda sempre a Basovizza le vittime del Tigre. Un gesto simbolico sincero per nulla formale, sembra sia Pahor a sollecitarlo dalle immagini, che potrebbe aprire nuovi orizzonti forse meno impervi nel discorso sulla convivenza possibile fra italiani e sloveni. Una convivenza che paradossalmente da qualche anno è nei fatti e che altrettanto paradossalmente è spesso messa in forse quando la politica ufficiale ci si mette di mezzo. Le due tappe più significative che hanno caratterizzato la presenza in città dei due presidenti, iniziata ad Opicina alla caserma del Piemonte Cavalleria, presentavano per entrambi non poche difficoltà. Quel gesto però, nel sentire della pubblica opinione, di fatto ha cancellato quelle preoccupazioni. Quindi i discorsi dei due presidenti in prefettura per la restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena. Più aperto quello di Mattarella, non fermarsi su sofferenze e rancori, ma farne patrimonio comune nel ricordo e nel rispetto. Più assertivo quello di Pahor, che pure ha chiuso citando l'Antigone "non sono al mondo per odiare", hanno suggellato la giornata da un punto di vista, questa volta sì, più formale. Una visita resa per certi aspetti strana dalle regole sanitarie di distanziamento che hanno imposto la sostanziale assenza di pubblico, ma che forse l'hanno resa in qualche modo più sentita e appunto essenziale. Da oggi in avanti cosa succederà? Difficile dirlo. Ci sono evidenti sacche di rigidità, giustificabili ben inteso ragionando di parte. Resteranno quelle due soste, quelle mani che si cercano, si incontrano e forse aspettano altre mani per aprire una pagina nuova senza dimenticare o cancellare drammi e tragedie, sapendo che, una volta per tutte, non è una prospettiva impossibile.